eppure è rimasto. Sono uscite le intercettazioni e lui, che combatteva le intercettazioni fatte dai giudici legittimamente, che combatteva l'attività di analisi che facevo io, perché io non ho mai fatto in vita mia una sola, che si dica una sola intercettazione telefonica. Io ho sempre analizzato le intercettazioni che hanno fatto i carabinieri, la polizia, con le stesse copie che avevano gli avvocati, le parti civili, i giudici, che erano pubblici, che non ho analizzato materiale speciale. Ci siamo? Cioè e allora lui cerca di colpire me per colpire la legge sulle intercettazioni, e lo dice proprio in quel periodo in cui si stava parlando di quelle famose intercettazioni. Qual è un'intercettazione di cui aveva paura? Erano le intercettazioni di cui si parlava, quelle famose della Carfagna, ve le ricordate? I vari ministri, la Gelmini, insomma tutte queste cose qua. Perché sono quelle le intercettazioni che gli facevano paura, perché lui lo sa che non può essere intercettato con i mafiosi, lui lo sa che con i mafiosi non ci parla più, perché non ha più motivo di parlarci, perché ci ha parlato a suo tempo con i mafiosi. Ormai non c'è problema, insomma, i mafiosi anzi sono un bersaglio per dire che lui combatte la mafia. Ma quali? Quelli con la prostata, quelli i ruderi, i relitti, quelli che scappano, 75 anni, i fidanzati che l'hanno cacciato dal carcere perché non poteva starci, è andato in ospedale, poi è arrivato un altro provvedimento definitivo, quindi ci è ritornato, ritorna in carcere, lei qua non può stare, e quello se ne va. Ed era a Milano, c'era il New Berlusconi Day, c'era stato Spatuzza, ne serviva uno, ne prendono uno sotto il Palazzo di Giustizia, che andava fuggendo, che gli sparavano, se no, e l'arrestano, e l'altro lo trovano a Milano, e quindi esce la dichiarazione. Oggi avete aperto i telegiornali, compreso il 3, tanto per non... Qual è la notizia? La prima notizia? Il New Berlusconi Day, la manifestazione di Roma, le dichiarazioni di Spatuzza, le indagini sulle dichiarazioni di Spatuzza? No, era la cattura di quei due latitanti, con la sceneggiata dei poliziotti là, che cantavano davanti alla squadra mobile. E i veri poliziotti che hanno fatto la cattura e che hanno fatto quell'indagine si sono vergognati e se ne sono andati, e mi hanno telefonato e hanno detto: stanno facendo uno schifo, qua sta succedendo uno schifo, perché hanno organizzato la messa in scena davanti alla questura, portando le persone loro, coi pullman, per organizzare quella apparente solidarietà alla polizia. Ma vi rendete conto che cos'è l'Italia? Che livello di bassezza abbiamo toccato, cioè che livello di mistificazione. C'è come Mussolini che girava l'Italia e spostava gli aeroplani da una parte all'altra per far vedere quanto erano rosse le truppe. E questo è il livello dove siamo arrivati oggi di vizio dell'informazione. Voi vedete, adesso appena ripiglia porta a porta, sicuramente la prima puntata sarà su questi qua. Perché non fanno una porta a porta su Spatuzza, per esempio? Perché non mi chiamano là e glielo vado a dire io? Le telefonate che faceva Spatuzza, che ha fatto Spatuzza con la Lia, che è la persona con cui si chiama Benigno, con quel cellulare. E Benigno chi è? Pietro Benigno. Benigno è quello che ha organizzato e ha eseguito l'attentato di Firenze, che sta scontando l'ergastolo in carcere. E questi erano i segretari della sezione di Forza Italia di Misilmeri e degli uomini di Forza Italia di Brancaccio, quelli da cui è nata sostanzialmente il progetto del partito, che diventa Partito Forza Italia dopo che ci avevano tentato a fare il partito con le leghe, Sicilia Libera e le varie leghe, perché prima il progetto era satellitare, quando mettono insieme tutti e quando sostanzialmente la massoneria poi capisce che non c'è da poter appoggiare un progetto separatista perché non funzionerebbe, e allora a quel punto diventa un partito unico nazionale, che da Associazione Nazionale Forza Italia diventa Partito di Forza Italia. Queste cose le abbiamo già accertate, quindi non stiamo scoprendo assolutamente nulla di nuovo. Abbiamo adesso un soggetto che dall'interno di Cosa Nostra, e sicuramente se ne aggiungeranno degli altri, però questo mi preoccupa, perché questi pentiti che parlano adesso, Spatuzza in particolare Graviano, sono come il cameriere che quando c'è il signore che ha mangiato al tavolo e ha finito di mangiare, ha bevuto, si è preso il dolce, il limoncello e tutto, si alza e accenna ad andarsene, come sta facendo Berlusconi, senza pagare il conto. Questi gli stanno dicendo al signore che accenna ad andarsene dal ristorante: signore mio, tu ti stiamo portando il conto.
E loro glielo dicono non tanto a lui perché gli porti il conto, perché loro l'ergastolo lo stanno scontando, e vi assicuro non è una cosa semplice. Questi sono giovani, gente anzilla, bei ragazzi, insomma gente a cui è piaciuta la vita, che hanno concepito pure dei figli in carcere, non si capisce come l'hanno fatto, perché qua fecondazione artificiale c'è gente che per avere un bambino impazzisce e non riesce nemmeno ad averlo, questi detenuti ergastolani al 41 bis i figli riescono a farli, quindi bontà sua. Sarà lo stesso sistema con cui Sant'Anna e San Gioacchino concepirono la Madonna, insomma, e San Giuseppe, ma insomma, cioè qua, quella a 50 anni ha avuto, Sant'Anna e San Gioacchino ha avuto la Madonna, aveva 50 anni, poi la Madonna ha avuto il figlio con una concezione per volontà dello Spirito Santo, e su questo si fonda uno dei principi, dei dogmi della Chiesa. No? Però i dogmi vanno bene per la Chiesa, ma non vanno bene per gli ergastolani al 41 bis. E i Graviano sono fra questi, questo per dirvi come il sistema carcerario certamente non è così efficiente come dovrebbe essere. I Graviano cosa stanno facendo adesso? Stanno lanciando gli stessi segnali, e questi sono quelli che a me preoccupano di più. Questi segnali ai naviganti dei Graviano, anche se apparentemente possono colpire Berlusconi, mi preoccupano di più, perché questi segnali sono dati a un Berlusconi che se ne sta andando e a quelli che devono venire. E siccome la storia italiana ci dimostra che al peggio non c'è fine, non vorrei augurarmi che un giorno dobbiamo pure rimpiangerlo Berlusconi. Quindi immunizzare la società e portare verità è un modo per dare agli italiani la possibilità di scegliere i governanti di domani sulla base di elementi più consistenti e più veri di quanto non possono essere false propagande televisive.